Benvenuti, bentrovati, una nuova settimana, eccoci ancora con il nostro spazio informativo dedicato allo sport sulla nostra web tv www.venetoglobe.com, lo spazio appunto quello dedicato allo sport dal lunedì al venerdì alle 19:30 e alle 23:30 i nostri orari per il digitale terrestre, invece sul canale 813 per quanto concerne la sola provincia di Belluno, per il momento in attesa di ampliare il nostro raggio di ascolto e di visione a tutto il Veneto nei prossimi mesi. E andiamo subito a parlare di sport, perché c'è stato un gran movimento di azioni e un gran movimento di risultati positivi per quanto riguarda le nostre squadre che abbiamo seguito e gli avvenimenti nazionali ed internazionali. Cominciamo con la Ferrari, andiamo in rosso subito. In Formula 1 nel Gran Premio del Belgio, trionfo della Ferrari a Spa-Francorchamps, Hamilton al secondo posto dopo appunto la vittoria di Vettel. Domenica ci sarà l'appuntamento e sarà in Italia a Monza. MotoGP con il Gran Premio Gran Bretagna cancellato invece per l'acqua, qui siamo sulle due ruote, la pioggia ha pesantemente costretto a rinviare tutto per diverse volte durante questo weekend e poi tutto finito. Domenica 9 settembre si correrà in Italia il Gran Premio di Misano. L'Italia del basket ha festeggiato proprio nel weekend, nel fine settimana, una medaglia d'oro bellissima, giunta magari inaspettata ai più, però conquistata da queste meravigliose ragazze dell'Under 16 di basket femminile. Complimenti. La nazionale invece, quella delle grandi, tra virgolette, femminile sempre di basket, allenata da Crespi, dopo aver affrontato le americane a Vicenza e due partite disputate in Francia, stasera chiuderà il suo raduno affrontando Israele a La Spezia. Chi ha perso, anche piuttosto male si dice invece nel weekend, è stata la nazionale maggiore di volley femminile di Mazzanti. Ora altra tappa prima dei mondiali che ci aspettano. Dal 4 settembre si giocherà a Montreux contro Turchia, Cina e Svizzera. La nazionale maschile di volley di Blengini invece disputerà due amichevoli a Padova il 2 settembre e giovedì 6 settembre a Siena contro la Cina, entrambe le gare proprio contro Cina per tastare il polso, poi il 9 contro il Giappone. E adesso la Serie A e il calcio. La Serie A dopo Juventus e Napoli che hanno vinto le loro gare già nel sabato di questo weekend ha fatto registrare un pareggio tra Inter e Torino dopo che i nerazzurri erano andati addirittura in vantaggio per 2-0. In testa alla classifica si colloca con Juventus e Napoli anche una sorprendente Spal che stacca tutti ed è lì davanti, complice anche un calendario che l'ha agevolata sicuramente, però sono punti importanti per la Spal. A 0 punti invece, se vogliamo andare sul fondo della classifica, troviamo Milan e Sampdoria che però hanno una partita in meno, Lazio e Chievo, tutte a 0 punti. È iniziata anche il campionato della Serie B con Cittadella e Venezia, qui ci soffermiamo sulle venete. Cittadella e Venezia sono in testa dopo aver battuto il Crotone per quanto riguarda il Cittadella per 3-0 e lo Spezia per quanto concerne il Venezia per 1-0 in quel di Venezia allo stadio appunto di Alpenso di Venezia. Tacopina durante questo fine settimana il presidente del Venezia si è lamentato, ha cominciato a dire che non è contento dei tifosi perché sono pochi, ma molti temono che dietro ci sia ancora una volta la questione dello stadio legata a una possibilità di finalmente fare questo stadio nella zona dell'aeroporto oppure no. Staremo a vedere che cosa riuscirà ad ottenere Tacopina con queste dichiarazioni. Stasera intanto posticipo sempre nella Serie B tra Benevento e Lecce, si inizia alle ore 21. La
Serie D adesso, siamo più che mai nel nostro locale, la Serie D ha una squadra ed è il Montebelluna che inizierà il proprio campionato il 16 settembre, come confermato perché è slittato un po' il tutto. Ieri il Montebelluna ha iniziato a giocare per i 3 punti, ma l'inizio è stato un pochino deludente per la compagine di Francesco Checco Feltrin, che ha perso contro Cartigliano per 3-1, dopo essere andato in vantaggio prestissimo nel primo tempo. In eccellenza invece risultati che sorridono al Porto Mansuè che batte per 3-1 il Lia Piave di Mauro Tossani, il San Giorgio Sedico che espugna il campo di Vittorio Veneto per 2-0 contro il Vittorio appunto, l'Union Pro che batte il Calvinoale per 2-0 e l'Istrana che in casa cede al Treviso per 1-0. Sentiamo uno dei giocatori del Treviso Calcio, ovvero Stentardo, ai microfoni del sito della società. Sentiamo. Ciao, ti ringrazio per il benvenuto e sensazioni positive sicuramente, stiamo lavorando bene e anche se questa è appena la terza settimana già si intravedono buone cose, giovani con tanta volontà e voglia di fare, quindi proseguiamo così cercando di arrivare fra 2 settimane nella migliore delle condizioni. Ti è mancata a Treviso? Sì, tanto, devo dire che l'ambiente Treviso mi è mancato, la città anche, quindi sono molto felice di essere tornato qua. Obiettivi che ti poni quest'anno? Sappiamo che siamo al Treviso, quindi dobbiamo cercare è doveroso da parte nostra cercare di vincere tutte le partite. Poi a volte si riesce, a volte meno, però l'importante è mettercela tutta. E in bocca al lupo e buon lavoro sia a Stentardo ma anche al Treviso che ha dimostrato di aver iniziato con il piglio giusto e il passo giusto andando a vincere partite importanti sia in amichevole e anche la prima per quanto riguarda i 3 punti da portare a casa. Si è giocato il derby del Soligo ieri a Farra di Soligo, si sono affrontate QDP, Union QDP e Eclisse Careni Pievigina. La spuntata per 1-0 l'Union QDP dimostrandosi anche per quest'anno squadra tosta, piuttosto rognosa da affrontare e piuttosto puntigliosa. Sentiamo Paolo Fedato, il tecnico dell'Union QDP. Mister Fedato, vedo serio nonostante la vittoria. È un po' di tensione, adesso è finita la partita, adesso scarico un po' la tensione, insomma. Diciamo che è stata una prima partita intanto che vale per i punti ed è una buona partita nonostante tutto perché vi state dimostrando ancora quella squadra che è difficile da affrontare. Ma sì, come ho detto all'inizio, noi dobbiamo fare dell'umiltà il nostro punto di forza, insomma, sapevamo anche della forza dell'avversario, sapevamo che da metà in avanti è una signora squadra. E quindi sapevamo che ci aspettava una partita di sofferenza, di ordine dietro e magari di ripartire. E siamo stati un po' fortunati e siamo riusciti insomma, a portare a casa un risultato che insomma, è la prima ufficiale e serve sempre un po' di morale, serve sempre far bene, insomma è importante. Hai parlato di ripartenze che vi sono riuscite quasi tutte bene la ripartenza. Sì, diciamo che magari per caratteristiche il primo tempo con Cektovic magari facciamo un po' di più fatica ad andare sugli spazi proprio per caratteristiche fisiche sue, poi nel secondo tempo con Di Noto che ha altre caratteristiche siamo riusciti magari ad aggredire un po' lo spazio, ad attaccarlo insomma. I nuovi si sono integrati già, vedo. Sì, oddio c'è da lavorarci, io sinceramente ancora qualcuno lo devo inquadrare, però insomma dal lato serietà, impegno e abnegazione guarda, sono contentissimo, quindi ho massima fiducia insomma. Pare che lo zoccolo duro, come dicevamo all'inizio, capitanato da Merotto dietro stia tenendo. Sì, come ho detto prima, appunto la società ha fatto questa scelta e credo condivisa con me di confermare un po' quello che è la squadra che ha fatto bene l'anno scorso e quindi sappiamo le nostre caratteristiche e ci lavoriamo insomma. Buona coppa e buon campionato. Grazie, grazie.
Domani altre interviste, altri servizi per quanto riguarda il calcio che abbandoniamo e passiamo al basket. TVB Basket Treviso ancora in allenamento in queste giornate, si sta preparando naturalmente questa primissima parte, poi la seconda parte sarà quella del mini ritiro a Domegge di Cadore dal 29 al 2 settembre, poi il 4 settembre la prima sgambata, la prima amichevole a Pieve di Soligo contro Udine, di cui vi daremo notizia dettagliata nelle prossime settimane. Andiamo a sentire uno dei vecchi, diciamo così, giocatori che abbiamo già scoperto e conosciuto lo scorso anno, ovvero Imbrò, ai microfoni anche di Valentina Dalmas. Sono stato a casa mia con la mia famiglia e i miei parenti perché avevo bisogno di stare un po' in famiglia. Di ricaricare le pile, pronto per questa nuova annata? Sì, sono pronto, sono felice di ritrovare dei vecchi compagni, di aver conosciuto dei compagni nuovi e vediamo come andrà. C'è qualche sassolino da togliersi rispetto alla scorsa stagione? Sì, quello sì, perché si riparte da una brutta situazione, quindi c'è la voglia di riscattarsi e di farlo subito. Qual è la sensazione appunto per questa stagione? Ma è inutile secondo me nascondersi e dire no, dobbiamo arrivare ai playoff così, bisogna vincere il campionato e questo è il nostro obiettivo. Sei uno dei 4 sopravvissuti dell'annata scorsa, voi dovete portare un po' anche di esperienza, no? Questi nuovi arrivati, si può spiegare che ambiente è quello che hanno trovato? Sì, più o meno tutti hanno giocato in vari ambienti e sanno più o meno come funziona. Noi cerchiamo di spiegargli come funziona qui a Treviso, come bisogna comportarsi, cosa bisogna fare, poi ognuno ha esperienze per sapere già quello che deve fare. I vostri completi chi vedi come grande concorrente? Ci sono Verona, Udine, la Fortitudo, Forlì, anche Montegranaro, e poi ci sono sempre le sorprese, quindi queste sono le squadre che secondo me si giocano al campionato. Un posto in più rispetto al passato per la promozione, i tifosi dicono se non ne approfittiamo quest'anno? Sono 2 posti in più, no? Sì. Però non contando non ok, sì, infatti per questo il nostro obiettivo è vincere il campionato, perché c'è questo obiettivo e questa cosa in più, questa promozione in più. Bisogna cominciare bene, non come l'anno scorso, perché per vincere la regular season bisogna partire sparando. Sì, bisogna partire bene, noi cercheremo di trovare l'alchimia subito per cercare di cominciare con il piede giusto. Era Matteo Imbrò che ha fatto un po' il riassunto di quello che sarà la stagione, con il primo appuntamento che è quello della Supercoppa, molto molto importante, ancora si giocherà a Bologna. Hanno iniziato un po' le grandi squadre, ne abbiamo parlato la scorsa settimana della Ruker Sanve, presentata puressa ai tifosi alla stampa, esordirà a Lecco in trasferta e poi la prima in casa sarà il 13 ottobre contro l'Urania Milano. Cambiamo sport, andiamo nel mondo del rugby, terza amichevole venerdì sera alle 20:30 a Monigo per il Benetton Treviso. C'è stato il derby contro le Zebre del Parma. Buona la prestazione, ottime anche le sensazioni per il tecnico Crowley, che è pronto, dice, con il suo Benetton alla prima esterna di campionato a Newport. E allora sentiamo le parole invece del giocatore Sperandio, che è andato in meta durante la serata disputando una buona gara. Eccolo. 22-12, cercavate la rivincita, c'è stata? Sì, cercavamo appunto la rivincita l'anno scorso, l'ultima giornata in cui abbiamo perso e ci siamo giocati l'accesso un po' ai playoff. Questo qui è stato un buon test, malgrado per il tempo atmosferico, un po' il campo pesante, però tutte e due le squadre comunque ne subivano lo svantaggio. Abbiamo avuto una buona prova soprattutto in difesa, perché abbiamo difeso molto durante la partita, e buona per la prima di campionato che andremo a fare a Newport. Stavo proprio per dirti, mi pare che la difesa proprio abbia funzionato quest'oggi. Oggi veramente si è visto il lavoro che facciamo durante la settimana con Gus e sembra, non abbiamo subito 2 mete, mi sembra, l'ultima magari un po' più fortunosa, però il sistema difensivo si fa vedere, diciamo. Qualche apertura un po' in difficoltà perché Rizzi lo avevano un po' marcato, però poi bene quando si è... Anche lui è giovane come me e altri, e quindi hanno cercato di puntarlo un po' magari con placcaggi pesanti, però si è tirato fuori un po' il suo carattere. Poi in attacco magari dobbiamo migliorare qualcosa in più, però bene la prova. Adesso arriva il Pro 14. Sì, adesso subito
prima partita fuori casa con Newport che vuole appunto, abbiamo visto anche i giornali, l'allenatore vogliono batterci e noi andiamo lì per fare 5 punti, bonus e tutto. Stasera bene, il tempo vi ha favorito soprattutto perché non faceva tanto caldo. Sì, infatti ci stava molto bene, andiamo a letto con le lenzuola. Sì. Bocca al lupo. Crepi, ciao. E con questa splendida esecuzione di meta, noi, ecco siamo di qua, benissimo, con questa splendida esecuzione di meta per la Benetton Treviso, per il rugby chiudiamo il nostro appuntamento. Vi ricordo che già sabato prossimo, insomma il weekend, vedrà il Benetton Rugby impegnato in campionato, quindi ormai è pronto per questo Pro 14 da prendere a piene mani. Abbiamo concluso, noi ci risentiamo domani, sempre qui sulla nostra e sulla vostra web tv www.venetoglobe.com, che ormai incominciate a conoscere senza dubbio, e poi sul canale 813 del digitale terrestre per quanto concerne la provincia di Belluno, in attesa di ampliare il nostro raggio d'ascolto e di visione in tutto il Veneto. A tutti voi buona serata.